93 anni, più di 32.000 pilotaggi di navi nel suo prestigioso curriculum, ma una laguna così non l'aveva mai vista. La laguna è placida come non è mai stata o come era ai tempi all'epopea della vela. Placida, ferma, perché non ci sono navi, non passano navi per i canali qua vicino a Sant'Elena. Pochissime le barche che vanno piano, è veramente un piacere, le acque sono trasparenti, si vede il fondo e allora io mi dico perché non deve essere sempre così? Ecco come il capitano Ferruccio Falconi, vecchio lupo di mare, dal suo museo dedicato a Venezia, si mantiene informissima. Andando ancora in barca con i miei figlioli, con quell'anno delle barche idrografiche, e io piacevolmente vado in cantiere, le vedo, faccio la manutenzione, vado fuori con loro, perché quello chi ama il mare ama la laguna. Ha voluto creare e aprire un centro culturale che tutti possono gratuitamente visitare per celebrare Venezia. Vengono dei ragazzi anche dall'estero, ora no sfortunatamente perché c'è questo blocco, e allora hanno capito che qui loro imparano a lavorare, perché qui si celebra la venezianità e io lavoro perché i veneziani tornano alle glorie del passato. Secondo Falconi, la città così potrà ripartire. Quando ci sarà la ripresa, che avremo vinto il coronavirus, lo sviluppo non dovrà essere più sulla scia di quello che ha rovinato il mondo, ma uno sviluppo ecocompatibile, ma ecocompatibile davvero, con tanto verde e eliminazione dell'edilizia orizzontale a favore della verticale, pochi grattacieli con tanto verde intorno. Quella è la salute e per me quello è il futuro.